nel nostro paese il settore manifatturiero, per basarsi unicamente, prevalentemente sui, non lo so, sui settori, sui salumi, sui formaggi, sul settore turistico alberghiero, tutti naturalmente settori interessantissimi che non possono essere messi comunque in contrapposizione al settore manifatturiero. Cioè un paese è ricco se ha tante possibilità di produrre una serie di, come si dice, prodotti di qualità che vanno appunto dal settore alimentare al settore manifatturiero. Non esiste purtroppo, io credo, nessuna ricetta miracolosa in questa direzione, cioè, ma non può esistere nessuna nemmeno scorciatoia che possa garantire, se non si produce tramite un forte settore manifatturiero, un tenore di vita elevato come quello che attualmente si ha nel nostro paese. Basta vedere, per quanto riguarda la nostra isola, il livello attuale delle esportazioni, per renderci conto di quanto la nostra isola deve recuperare in termini produttivi in tutti i settori. Il 70% della nostra esportazione è garantito dalla trasformazione petrolifera. Un'isola come la nostra, insomma, ha tantissime potenzialità, per esempio il settore agroalimentare non può permettersi di non avere una struttura produttiva in grado di competere e di utilizzare le potenzialità che si hanno oggi nel mercato europeo. Un paese che deve inevitabilmente fare scelte precise che permettono di avere servizi innovativi legati al mondo della produzione, infrastrutture immateriali e materiali moderni, centri di ricerca e una chiara strategia di politica industriale che permetta alle nostre produzioni di rafforzarsi nei mercati internazionali e attrarre investimenti esteri che attualmente stanno contraddistinguendo con l'ingresso della Cina e dell'India la fase di ripresa economica mondiale. L'Italia, scriveva l'altro ieri un economista, non richiama più. C'è via un calo di presenze turistiche, pochi studenti dall'estero insomma, chiedono di venire nel nostro paese. Non si intravedono, fra l'altro, grandi investitori stranieri, cioè un paese che comunque non riesce ad attrarre appunto capitali dall'estero, se non escluse le acquisizioni che si stanno facendo sui gioielli di Forlì. I dati di Banca Italia sono lì a dimostrare qual è la situazione che oggi vive il nostro paese. Questo deve portarci naturalmente a fare un'analisi seria e rigorosa su quello che oggi è il settore industriale di Sardegna. Un settore gravemente malato, veniva chiamato, che coinvolge grandi e piccole aziende che vanno dal settore chimico al settore tessile, al settore metallurgico. C'è una concentrazione di crisi spaventosa, mai vista in tutti questi anni. Ed è appunto questa concentrazione che rende allarmante l'attuale situazione sarda. Ma è un settore, voglio ricordare, quello industriale, che garantisce ancora nell'isola 120.000 buste paga. 60.000 sono occupati nel settore delle costruzioni, gli altri 60.000 sono occupati nella grande industria. Stiamo parlando naturalmente di posti di lavoro pregiati, di lavoratori che hanno 13 e 14, che hanno la copertura contributiva, cioè stiamo parlando, dove tra l'altro vengono garantiti i diritti sindacali all'interno di questa azienda, che non è poca cosa, stiamo parlando di lavoratori interinali, stiamo parlando di posti di lavoro pregiati. Per questo penso che sarebbe una rovina per la Sardegna sbarazzarsi così in fretta e furia della grande industria e contrapporla scioccamente, insomma, banalmente alla piccola e media impresa, dicendo vabbè, insomma, chiudiamo la grande industria e mandiamo avanti uno sviluppo basato sulle piccole e medie imprese. Io credo che non possa esserci una contrapposizione di questo tipo, perché non esiste. Noi abbiamo bisogno della grande industria, perché la grande industria significa anche ricerca, significa apertura nei mercati internazionali, ma abbiamo bisogno anche delle piccole e medie imprese. C'è contraddizione in questo, quando noi affermiamo che devono starci tutte e due in maniera equilibrata. Certo, l'esperienza del passato, gli investimenti che sono stati fatti nel passato oggi sono improponibili. Più pensate a una fase di industrializzazione, per esempio come quella che è avvenuta negli anni 70. Purtroppo non ci sono le condizioni.
Oggi noi dobbiamo competere come Sardegna con 270 regioni della comunità europea 25. E possiamo farlo se riusciamo naturalmente a rafforzare tutto il sistema produttivo della nostra isola. Naturalmente un sistema produttivo che va innovato, dove vanno innestati forti apporti tecnologici sulla produzione, ma anche da una finalizzata politica industriale, cioè completare la politica infrastrutturale, che adegui, non lo so, la rete energetica, la rete viaria, la rete ferroviaria, le telecomunicazioni, e insomma adegua anche tutto il sistema bancario, eccetera, verso una impresa che in qualche modo si trasformi e riesca a competere nei mercati internazionali. Leggevo l'altro giorno, per esempio, il discorso della ricerca è un discorso fondamentale. La ricerca naturalmente può essere finanziata, ma può essere anche utilizzata. In Porto Marghera, per esempio, sono nate una serie di aziende, sono nati 900 posti di lavoro in questi anni, utilizzando la ricerca che insomma, le università italiane avevano a disposizione. Sono nate aziende che hanno utilizzato nanotecnologie, eccetera. Hanno aperto una nuova fase rispetto al superamento dell'intervento chimico. 900 posti di lavoro creati in pochi anni. Questo deve farci riflettere anche su come si può utilizzare la ricerca. Leggevo l'altro giorno, per esempio, sempre a proposito di ricerca, che l'Istituto Biomolecolare di Pozzuoli ha avviato un programma di ricerca sugli scarti del pomodoro per riconvertirli in industria degradabile. Sono riusciti a selezionare un polimero che può essere utilizzato in agricoltura per produrre il telone in agricoltura, può essere utilizzato nel settore biomedicale, insomma ha una serie di utilizzi che sicuramente permetteranno di garantire una serie di ricadute importanti e interessanti, partendo dagli scarti del pomodoro. Quindi insomma io credo che un ragionamento anche all'interno della nostra isola possa essere fatto partendo appunto da quello che oggi la ricerca offre, per aprire una nuova prospettiva rispetto al vecchio intervento industriale. Noi dobbiamo parlare non più di intervento nei settori maturi come quello chimico o quello tessile. È chiaro che anche qui non è detto che non ci siano filiere interessanti nella chimica fine o nel tessile avanzato, dove insomma si stanno studiando nuovi filati tecnologici. Però noi dobbiamo cercare, ripeto, di avere una chiara strategia di politica industriale che parta appunto dalla realizzazione della ricerca, ma dal completamento anche di tutte le infrastrutture materiali e immateriali che attualmente mancano in Sardegna. Cioè, se noi facciamo 100, per esempio, per quanto riguarda la rete ferroviaria, in Sardegna abbiamo il 15%. Oppure se prendiamo a riferimento, sempre facendo la media nazionale 100, il sistema bancario, in Sardegna abbiamo una percentuale del 32%. Soffermandoci invece sulla situazione del nostro territorio, cercando di vedere le luci e tanti ombre che attualmente oscurano queste prospettive di sviluppo, bisogna dire che insomma, l'industrializzazione della Sardegna centrale si è realizzata, come tutti sappiamo, a conclusione del lavoro della Commissione d'inchiesta Medici sui fenomeni di criminalità nella Sardegna centrale. Quindi la scelta che è stata fatta è stata una scelta innanzitutto di carattere assistenziale, cioè si puntava con l'industria di dare risposte occupazionali in primo luogo